Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Cominciamo con Rovigo in diretta, altri 3 decessi per Covid, ma i vaccinati aumentano. In provincia di Rovigo superata quota 40.000 dosi. Purtroppo però ci sono da segnalare 3 decessi, ma ci sono state anche 96 nuove guarigioni. Porto Tolle, nuovi atti vandalici al ponte di barricata. Trovati altri fori di Trapano alle imbarcazioni di sostegno del ponte. Ormai il pensiero che si tratti di un vero e proprio sabotaggio, quello che sta subendo il ponte di barche di barricata. E sempre a Porto Tolle, il consorzio accetta tutte le proposte dei manifestanti e torna la pace nelle lagune. Gli organizzatori delle proteste si dicono abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto. Quindi torna la pace dopo la manifestazione del 17 marzo che aveva visto i pescatori del consorzio lanciare gravissime accuse al consorzio stesso, annunciando azioni senza precedenti in caso di mancato accoglimento delle richieste. Si sta parlando molto in questi giorni di unire tre città, Portoviro, Rosolina e Loreo, la città del Delta, dovrebbe essere questo il nome della nuova città, potrebbe fare qualche passo in avanti ma sarà lunga e dura. Anche perché uno dei 3 sindaci dei paesi coinvolti nella possibile fusione non è del tutto d'accordo. Ed è infatti il sindaco Gasperini di Loreo che dice sarebbe meglio percorrere la strada della gestione in comune dei servizi. In ogni caso favorevoli Maura Veronesi di Portoviro e Franco Vitale di Rosolina. Rovigo, 5 multe per altrettanti avventori in un bar di Rovigo che consumavano cibi e bevande al suo esterno. Consumano cibo e bevande fuori dal bar, multati. Arriva la sanzione di 400 euro per 3 cittadini italiani e 2 stranieri, tutti maggiorenni. L'Endinara, buone notizie, arriva un'offerta per il Caffè Grande. Finalmente il bando per la gestione dello storico caffè di Piazza Risorgimento, sotto la loggia comunale, non è andata deserta. Prima pagina della Voce di Rovigo, la defezione dei docenti. In Polesine solo il 62% si è vaccinato. Polesella, il sindaco Raito dice lascio aperti i giardini ma siate responsabili. Il sindaco di Polesella, Leonardo Raito, dà fiducia ai suoi cittadini. Contando sulla disponibilità e sulla correttezza dei fruitori e anche alla luce della situazione epidemiologica del territorio comunale, ho scelto di mantenerli aperti per consentire a famiglie, bambini ed anziani la possibilità di una passeggiata all'aria aperta. L'Endinara, ci sono ancora fondi disponibili. Domande per il contributo a fondo perduto con causale Covid entro il 31 marzo. C'è ancora tempo per partecipare al bando di contributo. Meteo, sempre dalla Voce, la primavera più gelida di sempre. Una primavera iniziata all'insegna del freddo record e proprio nel cuore del Polesine si è registrata una delle temperature più basse dell'intero Veneto, almeno per quanto riguarda la pianura, meno 3,4 gradi centigradi. Naturalmente il problema, lo segnala la Coldiretti, per le culture di questo periodo. Adria, vaccini, vigili antifurbetti in azione, lo dice il Gazzettino. Il sindaco Barberata afferma sarà la polizia locale a vigilare su chi si presenta al centro. Il sindaco di Adria chiede inoltre all'azienda sanitaria chiarimenti in merito ai presunti salti di fila. Taglio di Po, anche quest'anno, come tutti gli anni, l'amministrazione comunale di Taglio di Po aderisce alla famosissima iniziativa promossa da Caterpillar, Mi illumino di meno. Infatti l'amministrazione comunale spegnerà la pubblica illuminazione della piazza 4 novembre e della sede municipale dalle ore 18 alle ore 19.30. Quest'anno la giornata è dedicata al salto di specie, l'evoluzione ecologica del nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. Teatro e il Tambarello recita Dante nell'iniziativa organizzata dalla Fita Veneto. Gli attori della compagnia teatrale El Tambarello di Bellombra saranno i protagonisti oggi della Dantesca 2021. Le letture della maratona dantesca saranno trasmesse online sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Teatro Amatori del Veneto, appunto la Fita. E per finire, lotta al coronavirus curato con anticorpi monoclonali. È un 70enne il primo paziente polesano a ricevere la nuova terapia che combatte lo sviluppo del Covid-19. L'azienda sanitaria ha attivato un'equipe di medici per valutare l'applicazione del nuovo protocollo agli infetti. La somministrazione della cura avviene in ospedale e dura circa un'ora,
A casa poi il monitoraggio dura 4 settimane. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!